Lo sai qual è quel brand nato a Montebelluna che ha portato lo Sport System Veneto nell'immaginario sportivo mondiale? Ciao, sono Ale Pittoni e oggi ti racconto la storia di Lotto. 1973, Montebelluna, provincia di Treviso. I fratelli Giovanni, Sergio e Alberto Caberlotto fondano Lotto. Il nome nasce dalla parte finale del loro cognome e il primo prodotto sono le scarpe da tennis con un solo obiettivo: sparire sotto il piede dell'atleta e lasciarlo libero di giocare. Tra gli anni 70 e 90 il marchio continua a crescere nel tennis, finendo ai piedi di alcuni dei più grandi campioni di quell'epoca, come Martina Navratilova e Boris Becker. Negli anni 80 e 90 arriva infatti il grande salto nel mondo del calcio, il logo a doppia losanga diventa così sempre più riconoscibile. E anche il prodotto cambia. Dalla scarpa da tennis Lotto passa allo scarpino da calcio. Nascono modelli che presto diventeranno iconici, come Stadio, uno degli scarpini simbolo degli anni 90. Il marchio accompagna campioni del tennis e del calcio e lega il proprio logo ad alcune delle vittorie entrate nella memoria collettiva del mondo dello sport. Dalle vittorie della nazionale di calcio ai mondiali del 1982 con Dino Zoff e del 2006 con Luca Toni e Mauro Camoranesi, passando per le vittorie di Francesca Schiavone a Roland Garros 2010 e di Marion Bartoli a Wimbledon 2013. Ma la storia di Lotto non è fatta solo di coppe e di campioni. Alla fine degli anni 90, dopo la scomparsa di 2 dei 3 fondatori, l'azienda entra in crisi e si avvicina al concordato. Ma nel 1999 una cordata guidata dall'imprenditore Andrea Tomat rileva Lotto con un management buyout. Nasce Lotto Sport Italia. Negli anni 2000 Lotto prova a rilanciarsi anche attraverso un'eliminazione di prodotto. Nel 2006 lancia Zero Gravity, considerata la prima scarpa da calcio senza lacci al mondo. Lotto rilancia modelli storici, lavora sulla linea lifestyle e sviluppa Lotto Leggenda. Intanto però la storia societaria resta complessa. Tra debiti e riorganizzazioni esplode anche la faida con il socio Gianni Lorenzato. Una fase ruvida ma decisiva per rimettere ordine e cercare una nuova traiettoria. All'inizio degli anni 2020 arriva il nuovo capitolo con l'ingresso di WHP Global, un fondo statunitense che acquisisce i diritti mondiali del marchio Lotto Sport Italia. L'azienda guidata da Andrea Tomat continua però a gestire direttamente mercati chiave come Italia, Europa occidentale, Africa e Medio Oriente. Oggi Lotto è distribuita in oltre 100 paesi, genera più di 400 milioni di dollari di giro d'affari globale l'anno e si divide tra 2 anime: sport tecnico e lifestyle. Da Montebelluna ai campi del Grande Slam, dagli stadi dei mondiali di calcio, che vi ricordo è la 3ª volta che non partecipiamo, alla moda streetwear, Lotto è a tutti gli effetti una Veneto icon.